какой уровень, и сегодня, находясь в Beh sì, questo ormai è il terzo giorno qui in Italia, prima siamo stati a Milano, alla MICAM, e è veramente incredibile vedere il livello con cui viene svolto questo lavoro. È veramente molto interessante far parte in qualche modo di una storia che comunque è centenaria. я просто в восторге. La Riviera del Brenta, dove le scarpe vivono nella storia come oggetti d'arte, espressione di creatività e stile intramontabile. Un distretto, quello della calzatura tra Venezia e Padova, che è ancora ambasciatore nel mondo del Made in Italy. La moda italiana è qualcosa di unico e lo testimonia l'emozione provata dai fashion influencer blogger kazaki in visita al Politecnico Calzaturiero di Vigonza. Tappa della missione di Incoming promossa dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la Regione del Veneto in collaborazione con Venice Promex, nell'ambito del progetto Distretto delle Calzature, organizzata da Confindustria Veneto Est, Politecnico, Asso Calzaturifici e AIS. Iniziativa per promuovere la manifattura italiana nei mercati internazionali. È un periodo particolare per l'export, per tutta l'Europa, per cui è importantissimo anche aprirsi a dei nuovi mercati. Il Kazakistan è un paese in fortissimo sviluppo, per cui può benissimo interfacciarsi con noi, con la bellezza del Made in Italy, nella fattispecie le scarpe di questo distretto. Capire come è fatta una calzatura del nostro livello è fondamentale per distinguere, per capire qual è la differenza tra un prodotto di fascia media e un prodotto di lusso. Quindi è nostro obbligo, non solo un dovere, è un obbligo di comunicare quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, e attraverso lo strumento dell'influencer, secondo me, è proprio la strada giusta che dobbiamo percorrere. I riscontri avvengono non immediatamente, però magari nelle fiere successive, nei contatti con i nostri clienti diretti, capiamo che il nome della Riviera del Brenta si sta diffondendo, e anche il nome stesso magari di certe aziende sta diventando più orecchiabile, ecco, ai consumatori di quei mercati. Quindi il riscontro è effettivamente misurabile nel giro di pochi mesi. Il Politecnico è centrale in questo distretto, in quanto consente la formazione continua degli addetti, parlo di formazione tecnica di grande livello. Questo ha consentito di affrontare con serenità i passaggi generazionali. Direi che il Politecnico non è però solo formazione, è anche trasferimento tecnologico, in quanto collabora con le principali università del Veneto in tema di ricerca e trasferisce i risultati della ricerca alle aziende del territorio, in modo che si vada di pari passo con la formazione ma anche con l'innovazione tecnologica. Sicuramente che sono le migliori scarpe al mondo, la moda nasce in Italia, e questo è un lascito che sicuramente si ritrova anche come nomea, come fama delle scarpe. È sicuramente un onore, per noi è molto importante riuscire a creare delle collaborazioni con l'Italia. Sapete, in Kazakistan noi amiamo l'Italia, vogliamo sempre essere all'ultima moda, seguire le tendenze, lo stile, quindi per noi è veramente bellissimo essere qui oggi. Io lavoro come stilista, quindi per me è assolutamente fondamentale trovare nuove tendenze, nuove idee, e l'Italia sicuramente in questo è il massimo, quindi sì, possiamo tranquillamente dire che l'Italia è One Love. Italia – это one love.